visto, gli altri territori sono già pronti per ascoltare la relazione del Cestari. Sottolineo soltanto una cosa che mi piace ribadire, il fatto di aver voluto fare questa conferenza stampa in modo simultaneo con le altre regioni per rafforzare ancora più questo messaggio. La struttura sarà quella che vede la relazione tecnica del dottor Cestari come apertura e alla fine di questa relazione ogni Presidente porterà il proprio contributo. Oggi qui facciamo una presentazione dei primi risultati del 7° osservatorio Economia e Territorio di CNA Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. È un osservatorio che appunto è giunto alla 7ª edizione e che appunto quest'anno verte sul tema autonomia per lo sviluppo. Vorrei iniziare prima di tutto facendo cenno a un aspetto importante, perché le 3 CNA già 6 anni fa, nel loro primo osservatorio, durante la presentazione a Milano, hanno in qualche modo individuato l'autonomia differenziata fra le leve sulle quali agire per, diciamo così, incrementare lo sviluppo e la crescita economica del nord ma anche del paese. Quindi le CNA già 6 anni fa avevano visto, anticipato i tempi, in qualche modo avevano messo già l'autonomia differenziata tra i priorità per il paese e per le regioni. Noi adesso oggi in questa giornata andiamo a presentare alcuni elementi interessanti. Sono elementi in qualche modo parziali, perché ovviamente sappiamo che la prossima settimana il governo dovrebbe presentare il disegno di legge, il testo del disegno di legge che recepisce le intese fra il governo e le singole regioni in termini di autonomia differenziata. Quindi fra qualche giorno si dovrebbe capire un po' di più i contenuti veri e propri di questa autonomia. Però è giusto anche prima, anche un po' a livello propedeutico, prima di iniziare un po' a parlare di autonomia, di capire quale autonomia sarà, fare il punto della situazione di questi 3 territori, sia per quanto riguarda il contributo che danno all'economia del paese, sia anche per quanto riguarda, diciamo così, i loro livelli di spesa e il confronto con le altre regioni più importanti d'Europa. Quindi oggi abbiamo alcuni elementi di sintesi, ma che possono essere un contributo importante per il dibattito sulla futura autonomia. Prima di tutto guardiamo questo grafico. Qui riporta il livello di spesa fatto dal complesso delle pubbliche amministrazioni, quindi centrale, locale e previdenza, a livello territoriale. Quindi è l'aggregato di spesa pubblica in rapporto al PIL, in questo caso qua, in ciascun territorio. E il dato è ovviamente chiaro, perché le 3 regioni occupano gli ultimi 3 posti di questa graduatoria. Quindi a fronte di una spesa media complessiva di 39 punti di PIL, l'Emilia Romagna a 32,5, il Veneto 32 e la Lombardia a 30. Quindi c'è un divario molto elevato, ovviamente sia rispetto alla media della pubblica amministrazione, ma sia specialmente rispetto alle altre regioni del centro-sud e in alcuni casi anche delle regioni speciali, per esempio il Friuli Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. Quindi c'è un divario importante di risorse pubbliche spese nei territori e che in qualche modo è alla base un po' delle richieste di maggiore autonomia storica da un certo punto di vista che questi territori hanno avanzato. Fra parentesi, se togliamo le pensioni da questi dati, il divario con gli altri territori aumenta ancora di più, perché ovviamente le pensioni, la spesa pensionistica si concentra dove sono maggiori gli occupati, quindi al centro-nord. Sappiamo anche, ed è ormai cosa nota, l'abbiamo analizzato nel corso di questi anni per l'osservatorio di CNA, che le regioni e gli enti locali hanno subito forti tagli a seguito delle manovre finanziarie degli ultimi anni. Qui riportiamo solamente per le regioni ordinarie i tagli cumulati, quindi la somma dei tagli a regime, fra il 2010 e il 2018. Si vede che praticamente le 3 regioni insieme hanno perso 2,3 miliardi di euro di risorse. Quindi nella prima colonna ci sono i trasferimenti che queste regioni ricevevano dallo Stato nel 2010. Nella colonna centrale vedete i tagli e poi appunto la decurtazione.
Sostanzialmente per le 3 regioni questo significa che hanno perso metà delle risorse che avevano nel 2010. Qui non abbiamo compreso la parte sanitaria perché ovviamente la sanità ha un percorso tutto suo e che è, diciamo così, regolamentata dai piani di rientro, eccetera. Quindi le risorse spendibili per lo sviluppo economico per le altre funzioni, questo è quello che è accaduto negli ultimi 7-8 anni, quindi una decurtazione del 50% delle risorse. Ovviamente questa decurtazione delle risorse, insieme al patto di stabilità interno che poi è stato superato negli ultimi anni, ha creato una condizione in cui a farne le spese soprattutto sono stati gli investimenti e poi a seguire le spese per lo sviluppo economico. Quindi qui riportiamo nella tabella le spese in conto capitale, che sono le spese per investimenti nelle 3 regioni, fra il 2008 e il 2017. Si vede chiaramente che negli ultimi 9 anni sostanzialmente tutte le regioni hanno dovuto tagliare risorse che complessivamente ammontano almeno al 43%. Quindi vuol dire che, facendo la somma, fra il 2008 e il 2009 mancano investimenti per 1,7 miliardi di euro. L'altra vittima, tra virgolette, del taglio di risorse è stato lo sviluppo economico. Qui, per una ragione tecnica che riguarda il nuovo sistema di bilanci regionali, possiamo fare un'analisi limitata al 2015. Però in questi 7 anni, quindi tra il 2008 e il 2015, possiamo dire che complessivamente le risorse per lo sviluppo economico, complessivamente per le 3 regioni, sono state ridotte di 380 milioni di euro. Questo l'insieme di questi fattori, i tagli eccetera della crisi finanziaria, del patto di stabilità, ha stravolto in un certo senso la struttura dei bilanci regionali. Gli effetti principali sono 2. Innanzitutto il peso degli investimenti sulle risorse complessive disponibili è progressivamente diminuito in tutte e 3 le regioni. Infatti se noi guardiamo per esempio Emilia Romagna 2008, fatto 100 le risorse del bilancio, le spese del bilancio, solo 7,3 erano destinate agli investimenti. Questa quota si è ridotta al 3,6 nel 2017. Analogamente la Lombardia è passata dal 7,6 al 4,9 e il Veneto dal 10,5 al 5,7. Quindi gli investimenti cadono le risorse disponibili e gli investimenti comunque all'interno di questo quadro di crisi sono ulteriormente ridotti. L'altro effetto macro importante è quello della spesa sanitaria e della spesa non sanitaria. Noi sappiamo benissimo che la sanità occupa la parte preponderante dei bilanci regionali oggi. Però il dato è, diciamo così, importante perché se noi guardiamo per esempio nel 2008 la spesa non sanitaria, cioè tutto quello che non è sanitario, quindi sviluppo economico, formazione, infrastrutture, trasporti, agricoltura, eccetera, della regione Emilia Romagna era il 20% della spesa. 9 anni dopo è sceso al 15%. C'è una situazione analoga anche nelle altre 2 regioni perché appunto la Lombardia dal 34% della spesa non sanitaria si è passata al 15% e il Veneto dal 30% è andato al 17%. Quindi gli effetti, le tendenze macro sono ben evidenti e sono comuni a tutti e 3 i territori. Quindi calo degli investimenti e calo in qualche modo delle risorse disponibili per lo sviluppo economico. Nonostante questo, le 3 regioni rimangono ancora, pur con qualche difficoltà, l'abbiamo visto lo scorso anno nella presentazione dell'osservatorio, rimangono ancora regioni leader a livello europeo per quanto riguarda il contesto economico. Qui abbiamo riportato invece appunto, un aspetto particolare della questa capacità competitiva delle 3 regioni che riguarda l'export a livello europeo. Questo è un lavoro inedito perché non c'è banca dati che riprenda i dati dell'export delle regioni europee. Qui abbiamo considerato i dati delle esportazioni 2017 di tutte le regioni spagnole, tedesche, francesi e italiane. Sono 70 regioni in tutto. E come vedete le nostre 3 regioni che sono evidenziate in azzurro occupano posti di rilievo in tutte e 3 le classifiche che abbiamo stilato. La Lombardia per esempio è al 4° posto per livello complessivo di esportazioni, 120 miliardi di euro, dietro solo ai 3 länder tedeschi del Baden-Württemberg, della Baviera e del Nord Reno-Westfalia.
L'Emilia Romagna è al 6º posto in Europa per quanto riguarda il livello di export pro capite. È praticamente la prima delle regioni non tedesche, perché se guardate la classifica, le primi 5 posti sono tutte quante regioni tedesche. Il Veneto invece è all'8º posto per quanto riguarda la quota delle esportazioni sul PIL, cioè il contributo dell'export sul PIL, appunto sui livelli sostanzialmente del Baden-Württemberg. Come vedete però sostanzialmente non ci sono grosse differenze fra le 3 regioni e qui si denotano appunto una grande capacità esportativa di tutti e 3 i territori. C'è da dire una cosa però, che i länder tedeschi che abbiamo appena citato si trovano a, diciamo così, competere in un sistema istituzionale complessivo, un sistema paese che è molto più competitivo rispetto al nostro, come livello di infrastrutture, come livello di pressione fiscale. A questo si aggiunge anche che gli enti regionali, quindi i länder in questo caso, hanno anche poteri aggiuntivi rispetto alle nostre regioni e anche più risorse. Qui abbiamo fatto una comparazione prendendo le nostre 3 regioni, quindi le spese medie del bilancio regionale delle nostre 3 regioni e le spese medie dei principali länder tedeschi, la Baviera, il Baden-Württemberg e il Nord Reno-Westfalia, che insieme fanno metà della Germania, e 3 comunità autonome spagnole. Perché la Spagna? Perché la Spagna, insieme alla Germania, è un altro paese in cui c'è un federalismo avanzato, ormai consolidato, pur se con forme diverse rispetto a quello tedesco, però è un sistema di autonomia spinta. E abbiamo preso 3 länder significativi, quindi i Paesi Baschi, la Catalogna e la Comunità Valenciana. Quindi si vede chiaramente che le nostre regioni hanno una capacità di spesa rispetto alle altre regioni europee che è sostanzialmente in alcuni casi la metà. Noi siamo attorno ai 2.300-2.400 euro per abitante, i Paesi Baschi arrivano a 4.700, la Baviera a 4.400 e valori analoghi praticamente per gli altri 2 länder tedeschi. Se noi addirittura andiamo a considerare, questa è tutta la spesa, ma se guardiamo solo gli investimenti, anche qui il divario si allarga ancora di più, perché noi siamo attorno ai 100 euro per abitante, loro viaggiano sui 500 euro per abitante a livello di investimento. Qui è una slide che volendo si potrebbe anche denominare dove l'autonomia c'è già, nel senso che in questi paesi in qualche modo gli enti regionali hanno più competenze e più risorse rispetto al nostro. Mi avvio verso la conclusione facendo notare un'altra cosa, un'altra anomalia del nostro paese. Questo è sostanzialmente il livello di spesa su PIL, quindi spese delle regioni su PIL, confrontate con la media delle regioni in ciascun paese. Quindi vediamo la Germania, una spesa complessiva dei länder dell'11% su PIL, Nord Reno-Westfalia il 10,6%, a seguire il Baden-Württemberg 9,8%, la Baviera 9,6%. Come vedete i länder principali motori dell'economia sono sotto la media regionale, ma non di molto, perché siamo pari a 100 alla media delle regioni, siamo sostanzialmente di poco sotto. Analoga situazione per i Paesi Baschi, che vedete appunto rispetto alla media delle comunità autonome sono in linea, e anche la Catalogna e la Comunità Valenciana. Quindi non ci sono grossissime differenze fra entità regionali in ogni paese. In Italia invece no. In Italia invece le regioni motori dell'economia nazionale hanno una capacità di spesa media molto più bassa rispetto alla media delle regioni. Questo per varie regioni, per motivi che si sono ormai sedimentati nel corso degli anni, nel corso della spesa storica, ma anche per la presenza in Italia di regioni autonome che in qualche modo alzano il livello. Se noi nel rapporto abbiamo messo anche la spesa pro capite, la situazione è ancora più marcata, nel senso che le regioni tedesche e spagnole sono sopra la media, noi rimaniamo sotto. L'auspicio è qui, poi passo la parola al Presidente, l'auspicio è che appunto questa autonomia differenziata in qualche modo porti più competenze e più risorse di conseguenza alle nostre regioni e che in qualche modo aumenti la capacità di spesa e riduca il divario non solo rispetto alle nostre regioni italiane, ma anche alle principali regioni tedesche e spagnole che sono nostre competitori migliori. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, io innanzitutto vi ringrazio
per essere intervenuti anche a questa nostra iniziativa, quella che è un'anteprima del nostro osservatorio, che ormai è diventata una buona abitudine che stiamo prendendo insieme ai colleghi di CNA Lombardia e CNA Veneto, come ricordava il dottore, dall'anno 2013. È l'occasione per noi innanzitutto di confrontarci con altre due regioni che, come l'Emilia Romagna, oggi hanno l'onore e l'onere in un certo senso di essere definite le locomotive economiche del nostro paese. Anche qui non ce la cantiamo da soli, perché i dati che abbiamo visto innanzitutto ci dicono che queste tre regioni insieme significano anche il 40% del prodotto interno lordo del nostro paese, significano il 54% delle esportazioni del nostro paese. Un ringraziamento mi sento di farlo alle strutture dei tre regionali, in particolare ai tre direttori, e qui colgo l'occasione per ringraziare il nostro direttore generale Fabio Bezzi, perché nella preparazione nell'anno precedente della ricerca dell'anno successivo, quindi questo è un lavoro che, come potete immaginare, è stato preparato lo scorso anno, i direttori riescono sempre a rendere molto attuale la ricerca e a permetterci di presentare questi dati in un momento dove sicuramente non interessano solo ai nostri associati, ma anche a una platea più ampia. Quindi grazie Fabio. Ovviamente ringrazio per ultimo, ma non per ultimo, perché sicuramente l'intervento più interessante di oggi è stato quello del dottor Cestari del Centro Studio Sintesi, anche con voi un rapporto ormai consolidato per una ricerca che non ci permette solamente di fare oggi una conferenza stampa e di essere domani sui giornali, ma quando la condivideremo lunedì nella presidenza regionale, i numeri di questa ricerca serviranno da martedì ai nostri territori ad ampliare l'interlocuzione con i nostri livelli istituzionali di riferimento, non solo a livello regionale ma anche sui territori. E di numeri importanti oggi ne abbiamo sentiti. Innanzitutto la ricerca quest'anno si chiamerà Autonomia per lo sviluppo, quindi starei sul tema del titolo innanzitutto, partendo dal concetto di autonomia. Bene ha fatto Alberto a farci vedere la slide che testimonia come CNA, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto ovviamente, già dal 2013 sollecitavano le istituzioni a lavorare per un discorso di autonomia. Per noi CNA Emilia Romagna ci sono stati altri momenti di coinvolgimento, ovviamente nella nostra regione, tutti attraverso il Patto per il Lavoro. Io ricordo bene che la mia prima partecipazione alla vita della regione come presidente regionale, ricordo un mese dopo la mia elezione, era stato proprio nell'occasione in cui il presidente Bonaccini aveva chiamato tutti i firmatari del Patto per il Lavoro ad esprimersi in merito all'autonomia regionale. Così abbiamo fatto anche nel gennaio del 2018, quando insieme ai colleghi della CNA Lombardia abbiamo provocato un incontro tra i due governatori, il governatore Bonaccini e l'allora presidente della regione Lombardia Maroni, e in quella giornata, che definisco quasi una giornata non solo di confronto con i livelli istituzionali, ma anche una giornata di formazione per i nostri imprenditori, abbiamo avuto l'occasione di porre un sacco di domande ai nostri governatori per capire dove ci avrebbe portato l'autonomia. In tutti questi passaggi CNA Emilia Romagna ha sempre insistito su 3 punti, ovvero autonomia regionale sì, assolutamente sì, tanto che ne siamo i suggeritori o tra i suggeritori, però autonomia regionale senza che in alcun modo venisse messa in discussione l'unità nazionale, autonomia regionale senza che venga mai il principio di solidarietà tra le regioni più ricche, diciamo, e le regioni più in difficoltà economicamente, ma soprattutto autonomia regionale sì, con l'aspettativa da parte nostra di capire cosa significasse per il mondo che noi rappresentiamo, ovvero il mondo delle imprese. Ricordo che a Piacenza riportammo 2
due esempi, sia io che il Presidente Parolo, ai nostri interlocutori. Il primo è un timore sulla burocrazia. I nostri imprenditori in questi anni di crisi si sono abituati a non lavorare più nel proprio mercato di riferimento, ma ad ampliare il proprio mercato di riferimento. Pensate quanti imprenditori in Emilia Romagna abbiamo che lavorano sui confini e quindi sono abituati a scavallare in un'altra regione per lavorare. Io faccio impresa a Piacenza, ricordo sempre che a 2 chilometri da me c'è la prima impresa della Lombardia, no? Quindi ne sono molto esperto. Di solito quando si va a lavorare in un'altra regione aumenta, diciamo, quasi sintomaticamente la burocrazia. Il timore che in un percorso di autonomia regionale si entri in una spirale di egocentrismo normativo per cui l'autonomia porti a nuova burocrazia, ecco, quello ci spaventava e ci spaventa. Lo dico parlando da un'associazione dove il proprio centro studi, voi lo sapete, è stato dato tra l'altro grandissimo spazio a questa ricerca del nostro centro studi nazionale, città che vai, burocrazia che trovi, dove sono emersi per la prima volta, esplicitati forse nella nostra ricerca, dei dati sulla burocrazia terribili. Cioè oggi per aprire un'impresa bisogna interloquire con 70 enti diversi, tornandoci 50 volte, spendendo decine di migliaia di euro per carte bollate. L'autonomia ci auguriamo che non significhi aumento della burocrazia. L'autonomia ci auguriamo, l'abbiamo spiegato allora ai governatori ma anche in altre occasioni, auspichiamo anche significhi una diminuzione della pressione fiscale. Altro tema molto caro alle nostre imprese, altro tema dove sapete bene che come associazione già da qualche anno a livello nazionale esplicitiamo dei dati significativi che vogliono che per esempio in Emilia Romagna ci sia una media del total tax rate, ovvero del totale della tassazione che i nostri imprenditori pagano sugli utili di impresa, dell'oltre il 60% che arriva in alcuni territori al 70%, e quindi aspettativa sicuramente dei nostri imprenditori che una gestione diretta delle risorse porti anche a una riduzione della spesa per le tassazioni. Comunque, per quanto concerne l'autonomia, la CNA Emilia Romagna c'è, la sostiene e è allineata assolutamente con la Regione. Questa ricerca si chiama Autonomia per lo sviluppo e mi soffermerei molto velocemente anche su questo punto perché i dati del dottor Testari sono stati sicuramente molto significativi. Ce n'è uno che ovviamente nel confronto con le altre regioni spicca meno, però vorrei farlo emergere io, ovvero quei 59 milioni di euro che dal 2008 al 2015 sono stati sottratti alla spesa per lo sviluppo economico. Allora, la mia ultima considerazione viene da qui. Noi siamo nella regione del patto per il lavoro che noi abbiamo sostenuto, firmato e anzi andiamo a raccontare anche ai nostri associati. Per impegnarci a rispettare quel patto, ovvero offrire occasioni di lavoro, mantenere il lavoro, bisogna che le nostre imprese lavorino, no? Se no ovviamente non riusciamo a mantenere questo patto che abbiamo fatto con tutte le istituzioni e le forze sociali del nostro territorio. Per permettere alle nostre imprese di lavorare, per esempio, bisogna dargli modo di crescere, di evolvere e di potersi confrontare con gli altri mercati di cui abbiamo visto numeri ben diversi, e quindi bisogna accompagnare le nostre imprese alle fiere. Si parla sempre di fiere europee e internazionali, ma anche di farsi conoscere sul territorio nazionale. Per evolvere le nostre imprese hanno anche bisogno di personale qualificato e adatto a raccogliere queste sfide. Per poter formare questo personale ci vuole un ambiente consono e quindi ci vuole una regione che investa sulla formazione, una regione che sappia cogliere e sappia programmare, perché sottolineerei la possibilità delle regioni di una programmazione di 10 anni perché diventa, secondo noi, per lo sviluppo economico molto strategico. Non ultimo, quando un imprenditore della nostra regione va a investire per conquistare nuovi mercati, ha spesso bisogno di credito e
anche per quanto riguarda il credito, sicuramente le nostre imprese hanno bisogno di essere sostenute e voi sapete che è uno dei cavalli di battaglia sui quali ci stiamo impegnando con il nostro patto per la competitività che da questo mandato tutti i territori stanno condividendo. CNA Emilia Romagna auspica che nei prossimi giorni ci sia un'accelerazione, che la Regione Emilia Romagna pretenda un'accelerazione nel percorso di autonomia e vi dico mentre ha parlato un accademico, un grande studioso dei numeri dell'economia, adesso vi parla un artigiano, questi numeri qua tutti i giorni si vedono nel nostro fare impresa, questi numeri qua si vedono nell'associazione quando ci confrontiamo con queste realtà qui. La cosa più impellente è che queste realtà qui sono i nostri concorrenti, no? E quindi se noi vogliamo continuare a competere con questa gente qua e i nostri imprenditori lo stanno facendo benissimo, bisogna che noi diamo alle nostre imprese più risorse per tutte le cose che vi ho appena raccontato e che sono veramente fondamentali perché i nostri associati tutti i giorni ci fanno richieste in tal senso.